pasta cresciuta, zeppole salate, cibo di strada napoletano. Oggi facciamo le zeppole. Io già vi ho parlato dei panzarotti. Queste sono le famose zeppole che a Napoli come cibo di strada vanno insieme ai panzerotti. Quindi diciamo zeppole e panzarotto è quella famosa zeppola che si apre, si mette il panzarotto dentro, si chiude a panino e si mangia. Sono semplicissime da fare e gli ingredienti altrettanto semplici: farina 00, lievito di birra, ne metteremo in questo caso un cucchiaino, acqua e sale. Vi dirò poi le proporzioni mano a mano. Vi dico solo che l'acqua sono 100 grammi. La farina metteremo a cucchiai, quindi poi doseremo mano a mano quanta farina serve. Sciogliamo il lievito nell'acqua tiepida. Una volta sciolto il nostro lievito mettiamo un cucchiaio di farina, mi raccomando setacciatela, e incominciamo a girare. Dobbiamo fare una pastella praticamente, perché alla fine questo sono le zeppole, queste salate diciamo. Chiamate, come vi ho detto, anche pasta cresciuta. Ce ne mettiamo un altro e siamo a 2. Adesso ce ne mettiamo un terzo. Adesso che si sta incominciando a formare la nostra pastella, possiamo anche, diciamo, accelerare. Ce ne mettiamo un quarto. Io sto facendo in questo modo perché dobbiamo raggiungere una certa consistenza, quindi diciamo che mano a mano uniamo la nostra farina. Ce ne mettiamo un quinto. Ci siamo quasi, diciamo che penso che con un altro dovremmo, o altri 2, possiamo aggiungere anche il nostro sale adesso. Quindi ce ne vuole, facciamo 8 cucchiai. Benissimo, allora ci fermiamo a 8 cucchiai. Questa è la nostra consistenza, vedete? Adesso lavoriamo bene. Se ci sono dei grumini, casomai non avete fatto bene setacciare la vostra farina, voi li levate e queste sono fatte. Adesso le facciamo crescere in un luogo caldo, coperte, se no si fa quella crosticina che poi inibisce un po' la lievitazione. Poi la lievitazione non viene neanche bene perché crea quella patina antipatica. Giriamo sempre, lavoriamola. E adesso la mettiamo a crescere e poi, una volta che è cresciuta, passeremo alla cottura. Vedete, la nostra pastella è cresciuta, chiamiamola pastella ma praticamente è una pasta. Adesso non la giriamo molto e incominciamo a friggere. Io ho messo la friggitrice senza cestello, voi potete friggere in una pentola alta, mi raccomando, abbondante olio. Prendo, vedete, la pastella e ce la butto dentro molto tranquillamente, così. Aiutatevi con la mano ovviamente se non si riesce a staccare. Ne facciamo un'altra e ne facciamo tutte quante così, è molto semplice da fare, non è niente di complicato. Giriamole subito in modo che non si fanno solo da una parte, olio ben caldo.
friggiamo tutte quante così. Ecco le nostre zeppole, vedete come sono belle gonfie, le ho messe a colare un poco nella carta da cucina e le metteremo vicino a tutta la nostra frittura. Se dobbiamo servirle dopo, scaldiamo un po' il forno, lo spegniamo e poggiamo tutto dentro. Mangiamoci le nostre paste cresciute.